Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87, bentornati ragazzi. Dopo il pareggio con la sconfitta con lo Spartak, sono tornato ragazzi per sostenere il mio Napoli. Scusate l'assenza, ma ero stanco per il troppo lavoro, ragazzi, non mi dite niente. Buonasera a Valentino Max, buonasera amico mio, buonasera Giada che è subito qui, ciao Giadina. E grazie per sostenere il canale, così come Rino. Buonasera Rino, Ischattamma Cap, buonasera Rino, anche lui sempre presente, grande Rino, vi voglio bene. Buonasera a Pasquale, rialziamoci perché è molto importante tornare a sorridere, tornare a vincere, soprattutto in campionato che veniamo da 6 vittorie. Non c'è 6 senza 7. Andiamo a vincere pure a Firenze questa sera. Dai Napoli. Ciao Candy, buonasera Candy. Forza Napoli ragazzi, forza Napoli, andiamo a vincere. Cazzo è sto live Twitch stream? Non capisco. Comunque. Ma non si può lavare sto cose. Non capisco. Live Twitch stream, ma un buon cazzo di cose. Allora ragazzi, intanto andiamo con le formazioni. La Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali. La Fiorentina gioca con il 4-3-3. In porta Drogoschi, in difesa Odriozola, Milenkovic e Martin Quarta. A centrocampo Biraghi, Bonaventura, Pulgar, Duncan, che poi gioca con il 4-3-3. Praticamente sì, Biraghi e Odriozola sono gli esterni di difesa. Centrocampo con Bonaventura, Pulgar, Duncan, Gonzalez. E l'attacco con Nico Gonzalez. Ho fatto un po' di casino, perché in difesa gioca Odriozola, Milinkovic, Martin Quarta e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Pulgar e Duncan. Nel tridente di attacco troviamo Nico Gonzalez, Vlahovic e il nostro ex Callecon. Il nostro Napoli risponde alla Fiorentina con il 4-3-3. Tra i pali troviamo Spina, in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui. A centrocampo Zelinski, Fabio Ruiz, Anghissà. Ormai il nostro centrocampo, la nostra forza, ragazzi, che non puoi farne a meno di questi tre, perché quelli che abbiamo in banchina non sono all'altezza secondo me. È il tridente di attacco Lozano, Osimhen e Insigne. Ultima un attimo pausa perché sennò qua lo bloccano mentre fanno pubblicità. Vai Napoli, andiamo a Piazza Vittoria, scattammo la capa chi si capa. Chi ci abbiamo qui? Erziglia, ciao Erziglia, buonasera. Speriamo di non avere a che fare con nessun cretino. Certamente. Buonasera a tutti ragazzi, lasciate like per supporto, grazie. Lasciate una bella like di supporto, un bel like di supporto, fatemi condividere la live. Ecco, leviamo il muto. Lasciate una bella like di supporto. Ragazzi, Cosca. Mamma Lucan, promuta, reggesciuto. Ecco. Uè, commiss, tu pieva un devo pigliare. Devo fare la storia. Nei secondi tempi per una squadra che mette difficoltà gioca con coraggio, dall'altra parte una squadra che in campionato non ha ancora mai perso, che sta facendo benissimo, che ha tantissimi numeri. Siamo in live Fiorentina-Napoli, guarda quanti fiorentinacci che ci stanno. Non ti preoccupare, la bistecchina ce la facciamo alla brace stasera. Lo mangiamo, vi schiattiamo la capa.
o no? In live con Napoli e l'87 per Fiorentina-Napoli. Ci attamma la capo, vai giù e prendiamoci il nostro posto, il primo posto. Carlo l'altro giorno che dice Francesco dove che uscito pazzi sì, un po' uscito pazzi. Ragazzi, su con i like, vai. Pasquale commesso oggi piangi e i chiagnere commesso vaffe commessa nella parte commesso, che cazzo stai dicendo? Napoli si uscito pazzo veramente, come dice il Siglia, mi vedi uscito pazzo, ma era uscito pazzo. Vai Napoli, amma vinci. Condividiamo la live. Anche nella nuova gamma ibrida. Condivisa pure la live. Allora, io volevo lavare sto coso, però non so come fare. I due arriva anche Vincenzo Italiano dalla carica a suo portiere, dalla carica in generale a questa squadra che insomma fin qui un big match l'ha avuto quello con l'Inter, dove ha cominciato molto bene nel primo tempo, poi aveva subito il ritorno della ex squadra per l'atto di Biraghi. Eccolo, si è levato, meno male. Dicevi che cazzo è che lo cosi? Oggi è il secondo, c'è stato anche quello che era pareggiato con l'Ester, però oggi insomma il calendario inizia a diventare complicato. Vai Napoli, vai, schiattiamo la capa, vai Napoli. Questa partita ci dirà quanto siamo bravi, quanto siamo forti, perché è vero, venire a giocare oggi a Firenze è un campo difficile. Cambaccio a Firenze. Ha coraggio. Dimmi fa buono, Dimmi fai cosa per bene. 12 punti in 6 partite, 4 vittorie. In caso di vittoria oggi la Fiorentina aggancia l'inizio della Fiorentina di 3-4 stagione. Vai Napoli. Vinciamo. Gli dobbiamo schiacciare la capa. Perché ha vinto le prime 6 e il record è quello di Sarri, 8 vittorie consecutive per iniziare la stagione, tanti obiettivi per le due squadre da Napoli. Doppia la rete. Con anche Sottile, papà Sottile, il papà sottile, ma quale sottile? Io spacca la capa. Spalletti andiamo anche perché sono andati con le conferme, viene da dire Spalletti e Italiano per questa delicata partita del Franchi, anche Milenkovic ad abbracciare Biraghi e oggi per la prima volta peraltro Italiano conferma la sua linea difensiva dopo aver cambiato 4 su 4. Lo facciamo viola questa sera, li facciamo viola come il canale come il canale viola. Facciamo male, vai Napoli. Più forte, più bello del mondo, vai Napoli, più bello e più forte del mondo, vai Napoli. C'ha questo contratto, no? Che non riesce a sistemare, si parla, ci sono dei silenzi, si va a fasi alterne, sicuramente l'impresa però per ora in campo. Oggi siamo in rosso, Marun, siamo rosso. Siamo rossi perché sta portando bene la maglia rossa fuori casa. Vediamo se porta bene ancora, vediamo. Ciao Pasquale, buonasera. Oggi sarà difficile, ma dobbiamo farcela, assolutamente Pasquale. Abbiamo tutto il potenziale per poter vincere oggi. Lo possiamo fare. Il Sigliarino speriamo di matare, infatti. È pieno Firenze, È piena Firenze. Vai Napoli. A maschietta la capa, a sta bistecca, me la mangio tutta. La voglio mangiare la bistecca, io me la voglio mangiare. Tutti i suoi compagni, perché il senso, non dico della stagione, perché siamo solo alla 7ª giornata, però di questo inizio di campionato oggi può cambiare da una parte all'altra. No, sì, siamo alla 7ª giornata, siamo agli inizi, però sono quelle partite che poi indirizzano il campionato. Non sei al bivio, puoi dire faccio un campionato in una certa maniera, per tutte e due oggi, oppure mi posso accontentare di, ancora non sono in grado di, soprattutto per la Fiorentina, no? Se perde un altro, avere
perderlo, però poi ha perso con la Roma e ha perso in casa con l'Inter. Quindi ciao Napuriello e ciao a tutti, ciao Nicola, buonasera. Speriamo di lasciate like, mi raccomando. Speriamo di matare la chianina. Nino, grazie. Giada, tu e Sabil, te l'ho detto, vieni a Stoccarda, aspetta a te, a birra in Germania e tanta roba. Te lo posso garantire, Giadina. Sono stato a Colonia, mamma mia. Io vengo, niente mi secca, mi basta una marinara. Giacomo Reddi, buonasera. Gonzales, no, Segnosimen, Giacomino, Segnosimen, ti mangi il bistecchino, Giacomino il bistecchino. Nulla Giada, Nicola, ciao. La musica la sereana na voglio sentire che se no c'è banana a fa mucca chi te morto la a fa mucca chi te morto oggi segna anche Osimhen, speriamo anche Osimhen chi te morto. Vai Napoli. Ecco italiani Spalletti. Facite capo e capo, facite male se fate capo e capo. Facite, come posso dire, a biglie giochiamo, a biglie. Vai Napoli, schiattiamo la capa. Sì, è su DAZN. Speriamo bene che va tutta la partita, che non si blocca ne su. Grazie. Vai Napoli. Oggi segna anche e Osimhen, magari, una volta che sempre stessi cose. Bella da vedere anche per questo, sì, ci aspettiamo la gran parte. Assolutamente, è sempre così, però i presupposti ci sono, perché ripeto, tanti numeri, grandi attacchi, allenatori che hanno coraggio, vanno in avanti. Secondo me la Fiorentina, come al solito, andrà a pensare il Napoli fino dentro l'area, un Napoli che proverà a uscire palla a piede perché l'ha sempre fatto, quindi una bella partita. L'anno scorso tra queste due squadre è finita a senso unico decisamente, nel senso che ha preso 8 gol la Fiorentina per andata e ritorno dal Napoli, 6-0 addirittura in casa del Napoli, 2-0 qui con... Vai Napoli, schiattiamo la capa a Saviola, schiattiamola, facciamola male. Nicola, sì, speriamo di vederla visto che fa un po' schifo. Ecco la Fiorentina 4-3, come avevo detto, Drogoschi in porto, Drizzola, Milenkovic, quarta e Biraghi in difesa, centrocampo, Duncan, Pulgar, Bonaventura, tridente di attacco, Nico Gonzalez e Callecon alle spalle di Vlahovic. Attenzione a Vlahovic, ragazzi, soprattutto, ma il nostro ex Callecon. Il nostro Napoli risponde con il 4-2-3-1 invece, Spina tra i pali, Mario Rui, Koulibaly, Rachmani e Di Lorenzo in difesa, in mediana Fabian e Anghissà, dietro Osimhen troviamo Lozano, Insigne, Zielinski e Osimhen, il panterone. Vai Victor, vai, facci un gol. Un appunto sulle maglie, ma se ti può fare la maglia rossa con lo sponsor bianco, perché non si può fare la maglia azzurra con lo sponsor bianco? Infatti, chi si sono scemi, no? Ma infatti se ne parla tanto, ne parlano anche altri youtuber, tutti noi tifosi del Napoli, sta cosa ci fanno un po' incazzare, perché per questo lo fa e per quell'altro no, non si capisce un cazzo. Vediamo, speriamo che poi quelli che producono le maglie gli arriva qualcosa alla testa e ci arrivano pure loro, capito? O gli arriva quello che noi tifosi vogliamo, speriamo, perché non mi sembra proprio. A Cireale, buonasera, non bestemmia però, a Cireale. Siglia, Brino, della Steve Ubriaca, serve tutte pireggiate. Ancora bestemmia, voglio moltiamo un hacker. Scusate se scrivo napoletano, no, non è qua. Ci scassate a Cirea. Questi parolacci. A sinistra la Fiorentina con Nico Gonzalez che lascia il pallone a Biraghi. C'è il tocco, sono 53 secondi di possesso viola. Milenkovic altissimo, dentro. Fa passare un'avventura, non si doveva colpirla con il tacco per sapere il colpone oppure no. Comunque, tra le mani di Ospina italiano che già passeggia
Italiano, da buffet sono pacco. le partenze che fa sempre la Fiorentina, forti Qui attacca e il Napoli con il solito lancio profondo su Osimhen, direttamente fallo laterale. Questa è una giocata che abbiamo già visto. sì, soprattutto perché, ripeto, lo stavo dicendo, la Fiorentina fa questo inizio di partita forte, aggressiva, molto alta nella campo avversaria, quindi lascia spazio dietro. Secondo me la scelta di quarta è anche quella, no? Un po' più veloce per stare dietro Osimhen, che non è facile, però è molto alta, lo stiamo vedendo anche da qua. Per il Napoli sarà indispensabile partire bene, entrare subito in gara, perché dopo la sconfitta in Europa League mentalmente... Vai Koulibaly, grande lancio, corri. A Drogoschi lancio lungo, mi spinge. Fammi, non ho messo, scusate raga, il banner, ecco. E qui un Insigne però il controllo non arriva e ogni... A letto, vai spallettone, vai! Non fa gli errori che hai fatto con lo Spartak, mi raccomando. Mamma mia che partitaccia con lo Spartak. A parte che il Napoli i primi 30 minuti aveva fatto la partita e meritava di essere almeno su 2-0, se non 3. E poi Usceme Mario lui complica la partita per il Napoli che corre, praticamente il Napoli che corre a vuoto, e lo Spartak vince la partita facendo più gol di noi, perché poi alla fine il Napoli riesce anche a tenere il risultato a un certo punto, però quando poi affondano sul 3-1 e viene l'espulsione Lora nel 3-1 è troppo tardi, ragazzi. Sul 2-1 era troppo tardi, i giocatori già erano stanchi, hanno corso a vuoto tanto, perché comunque lo Spartak col fatto che avevano un uomo in più facevano girare la palla e noi si correva a vuoto, ovviamente ci hanno fatto stancare. Speriamo che oggi il fatto che ci hanno fatto stancare non si sente, speriamo, e che Mario Rui faccia una partita degna, non quella che ha fatto in Europa League. Vai Napoli, vai, facciamo la mano, vai, così aggressivi, grande Ciucchi, vai Napoli, schiattiamo la capa. Qui da dietro la Fiorentina anche sulla pressione, comunque gestendo come vuole Italiano, come va la profonda sovrannatura che non la controlla, c'è comunque Odriozola alle sue spalle, l'ampiezza la attacca con Odriozola, stava partendo, poi se la va a riprendere. Drogoschi coinvolto con i piedi, Martini squadra attaccato da Lozano, ma vai Insigne, mamma mia, aggressivi. Buonasera fratello Pietro, buonasera e forza Napoli. Alti della Fiorentina rimangono molto larghi e molto alti. Vediamo anche adesso Nico Gonzalez per tenere Di Lorenzo bloccato e magari bloccare i 4 con i 3. Speriamo bene. Napoli nel kill perché con lo Spartak non tenevo l'occhio alla pazza, infatti sanno poco a non era una partita decisiva, non era una partita ancora importante. Ora ti faccio vedere infatti il Siviglia che anche le prossime il Napoli le giocherà anche con più cattiveria, visto la classifica. È come questa partita qui per noi è importantissima, perché sappiamo che giù, che l'Inter ha vinto e che il Milan comunque vabbè gioca stasera, e comunque la Juve ha vinto, le squadre importanti hanno vinto, il Napoli vuole dare una risposta, vuole continuare sul campionato che sta facendo, sui risultati che sta facendo. Si gioca basso, però quando c'è una pressione forte si cerca questa palla lunga. Siamo aggressivi comunque, 5 minuti sono passati ma il Napoli è molto aggressivo. Fallo? Ma Di Lorenzo che partita ha fatto con lo Spartak? Mammelo Carmelo, veramente ha fatto un partitone Di Lorenzo. Grande Giovanni. Che partitone, il migliore in campo fece. È stato il migliore in campo, è stato. Il compito di dire a loro dove va Zilinski e di Milenkovic. Dall'altra parte Spalletti, contrariamente ad altre partite, non dice ad Osimhen di attaccare la profondità, ma di venire incontro. Sì, perché in questo momento la pressione della Fiorentina è troppo forte e quindi non riesce ad avere una palla pulita per andare in profondità, ma preferisce una palla addosso per fare la prima uscita. Dall'altra parte il coraggio che ti dicevo della Fiorentina, Pulgar che esce forte, alto su Fabian Ruiz, addirittura fino al limite dell'area. Un giocatore di regia si Pulgar però ha questo tipo di dinamismo, no? Anche nel poter interpretare il ruolo
in questa doppia veste. Qui Milenkovic se la porta fuori sotto gli occhi di Luciano Spalletti. Quello il momento in cui poi Milenkovic l'ha controllata all'inizio con il ginocchio. Oh, buonasera Andrea, ecco il nostro portafortuna. È arrivato Stefanelli, il talismano magico, dai, facci segnare. Segna per lui, gonfia la rete, segna per lui, gonfia la rete. Nella stessa maniera, Napoli, va. quasi un cambio a incrociare su Lozano nello spazio, magari alle spalle di Bilaghi, però riesce troppo stretto. Morbido Dombrowski, Cagliacone, non controlla. Hanno variato molto il campo, si vede proprio sul primo rimbalzo che la palla via, la Fiorentina è abituata. Vai Anghissa, vai che si mostra. Aggancio, stop sbagliato. Ci siamo proprio stava i garanti del Franchi nel pre-partita. Vedi, eccolo qua. Vai lo spinello nostro, lo spinello nostro. Si decide tantino, assolutamente. Eccola. Grande così. Vai Napoli, va. Tu praticamente guardi solo loro. Mi Ti ritrovi per quello. piazza rete. Vai Giovanni, vai Giovanni. Bravo Di Lorenzo. Lo Spina. Però le mosse tattiche sono qua giù, vedi con la posizione di Zelinski, soprattutto quella di Lozano, che secondo me Grande Fabian. Ah, ma non c'era un Insigne. ma devi stringere un po' per aiutare il suo compagno di squadra così. Vai che ci mangiamo, vai che scattiamo a capo. Come li pressiamo. Amma fa cagare mano a si viola. Andrea, tu non ti muovere dalla TV, facciamo piacere, bravo. Non ti muovere dalla TV che tu porti buoni ci vai fare gol. No, no, Andrea deve uscire al momento opportuno, giusto? Quando si sente che segniamo. I palloni sono proprio che danno i tempi di gioco, non è tanto il play che poi è sempre marcato, sono proprio i difensori bassi, quindi avere un giocatore come Tresor che ha tanta tecnica oltre che velocità gli fa comodo, anche Venoni era partito molto bene con l'italiano. Vlahovic si defila, cross col mancino, c'è Cagliacone, c'è soprattutto l'anticipo di Koulibaly, alimenta Bulgaria. Quello che suola, pallone centrale sull'avventura, calcia, trova. Corto, stiamo a corto. Chi è questo? Da Zonita che dice? Buonasera da Zonita. Se vuoi vedere la partita di Serie A, vai su Twitch e cerca il canale da sta ancora scassa basta, c'è scassato da Zenit. Che faccio? Esco e torno tra 5 minuti al gol di Lozano. Secondo te oggi riusciamo a portarlo a casa? Sì, secondo me sì. Esatto, secondo me sì, sono fiducioso. Sì, vai, vai. Ma che vuole Caleon? Vai Napoli. Vai, mamma mia. Vai Fabiano. Grandi, così. Interessante perché c'è stato tanti centimetri di differenza. Bravo, con i piedi, non una novità, Ospina. A giocare il pallone, Fabian. 100 oggi in Serie A per Fabian Ruiz. Vai, che cazzo di pallone, bellissimo Fabiano. Vai insieme. Non c'è nessuno. Bravo Napoli, così. Bravi, così. Grande cambio gioco, lo stesso pallone di Insigne. Secondo te oggi già letto tutto cosa, ok. Bella Napoliella mentre legge. Grazie, sì. Ma ce ne vuoi capito perché a legge parla napolitano se ci parlava, però a legge faccio un po' più fatica, però comunque sa già capire buono, capito? Già ancora nessuno? No, ancora niente gol, ancora niente, 0-0 ancora. Però quell'errore con la Juve, se non a livello mentale, Eccolo, ecco. Il quale sta attento il Napoli, Vlahovic centrale, Bonaventura, ce l'ha proprio di Accordo. dentro interno, Bonaventura, finta il tiro. Cerca di tutto, Bulgaria, inventa, proprio lungo, su Cagliacone.
Manca un po' d'ampiezza in questo caso alla Fiorentina, anche Drosova secondo me dovrebbe dare Ma Zelinski nostro. per avere tempo di stoppare l'Italia. Invece erano tutti stretti, ottima la fase difensiva del Napoli. Sono qui per te, io della maglia azzurra sono innamorato, non me lo so spiegare perché è malato, non me lo so spiegare perché mi batte il corazone. Nico Gonzalez, cross, testa, a chiudermi Mario Rui, ancora della Martinez quarta, Osimhen si stava mettendo con Sozza per il contatto precedente, non per quello appena accaduto con Martinez quarta. Però sono un giocatore scuola River Plate e ho sul duro da questo punto di vista, per io sola. Buona lettura. Questo deve crescere, Osimhen, dopo ti spiego. Spiegami. Ecco adesso. Te lo spiego che deve crescere perché sempre in fase difensiva lui va a cercare l'avversario. Quando ci sono le preventive e con lui si sono abituati. Vai Napoli, schiattammo la capa, vai. Facciamola male a sti zanzare viola. Vai Fabiano, vai. Ma a zanzara viola non ci mai visto comunque. Vai Napoli, vai. Bella ora di Bonaventura. Destro, sinistro, applaudi anche Capitolo. Sta Fiorentina in casa rubano un po' un Zepetero. Superstadio preferito in Serie A. Giacomo Bonaventura. Cherongoschi, che lui all'inizio Buonasera Alessandro, forza Napoli, ammazzate questi buffoni viola. Ma possiamo Alessandro, speriamo, ma comunque non è facile, la Fiorentina è una squadraccia. Però se giochiamo da Napoli possiamo vincerla, perché abbiamo visto lo scorso anno, sia a Napoli, a parte che gliene abbiamo dati 6 l'anno scorso, e poi si è vinto a Firenze 2-1. Che si è vinto l'anno scorso, quest'anno siamo la solita squadra, anzi con un Anghissà in più, si può vincere. Non ridere Francesco, fai pure tu, parte la banda, certo. E parte la bandiera, giusto. Sì, a già ridere. Forza Napoli ragazzi, a vinci. Comunque ragazzi, condividete la live con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, siete vecchi, se siete scaduti, iscrivetevi al canale. Ma punizione per la Fiorentina, siamo al 13°. Lo Spina che chiama la barriera, la birra alla Spina. Più lontano dal pallone Vlahovic in questo momento, con Milenkovic appena davanti a lui. Pallone in zona proprio Vlahovic che riesce a metterlo dentro. Martinez quarta, anticipato da Perduso Missa, poi Fabiano Ruiz va via Duncan, si ferma e poi con il gioco di corpo riesce a subire fare. Fabiano Ruiz a fare questo ma raccomando ragazzi, che non vi costa niente, non vi costa niente. Poi se volete offrire un caffeino, una birrettina, una cioccolatina, che così soldi, quello che volete. Ma voi siete in sincronizzazione, prima uno è ponato, poi se poi cioè rineggiato vanno in sincronizzazione, sono sincronati, cioè io non lo so, ma vi ho mandato un messaggio prima fra di voi e poi lo mandate a in chat, non lo so. Vai Insigne, magnati, mamma. Quarto è un bel difensore. Ma c'è Koulibaly. Soprattutto stiamo vedendo la sua giocata sul grande spunto di Insigne che è andato via, un giocatore molto rapido, molto veloce. Qui secondo me c'è stato un errore di Osimhen che è andato a defilarsi sulla sinistra quando poteva rimanere dentro e dare un sostegno al compagno, no? Comunque fare un movimento. Sì, doveva sostenerlo Insigne, doveva accompagnarlo. Così Insigne magari scaricava su Osimhen, era da solo, circondato da 3 viola, cara fa. Siamo sincronizzati, infatti, telepatia proprio. Sempre, non è che succede una volta, 2 volte, è sempre, sembra così. Ma che succede?
di Milenkovic, ha guardato in avanti, ha fatto un taglio dietro Koulibaly, quindi una palla morbida, sarebbe risultata efficace per lui, e non è stato servito, probabilmente non è proprio un piede delicato quello di Milenkovic per fare un assist del genere. Nico Gonzalez. Voglio forza Napoli, andiamo Napoli, andiamo Napoli, pressiamoli, mannaggia la miseria. Milenkovic fa girare. Osimhen, avete sicuramente visto chiamare i suoi a salire, sale a Nissa, cercare di portare pressione, testa di Insigne, Osimhen segue in anticipo Milenkovic che la porta via, fa bel lavoro, piccolo Milenkovic. È difficile deve far salire sia Zelinski che non chissà, perché comunque dietro alle spalle hanno sempre un giocatore, o che sia l'esterno o all'interno di centrocampo, li si piazza alle spalle, quindi non sai mai se andare a pressare in avanti. Attacca Duncan, scuola di forza, cross deviato, se la ritrova Duncan. Oh, attenzione! Palo. La colpita bene Bulgara, la pista partito Spina. Ma che è palo o l'ha preso Spino? Perché ragazzi, questo Bulgar da fuori, mamma mia. Altro cross di Vira. Oh, attenzione. Oh, viene scivolato da solo, la Fiorentina gioca, ragazzi. C'è poco da dire. In casa rompe le scatole. Andiamo Napoli. Vai te. C'aveva le braccia attaccate. Che era fa? Dai, che doveva fare? Parata di Ospina, grande parata. Grande parata di Ospina, mamma mia. È vero elogiare Martinez Quarta per bravo Ospina, grande Ospina. Grande Ospina, grande parata. Su Piotr Zelinski, insomma giovedì contro lo Spartak solo 1-0, vero, con l'uomo in meno il Napoli, però si è mangiato la palla del 2-0, poteva dare ci siamo mangiati mica una. Petagna se ne è mangiato due e Zelinski pure. Vabbè, Zelinski sull'1-1, però ci siamo mangiati almeno 2 o 3 palle gol. 2 di Petagna, se non mi sbaglio una di Insigne o di Osimhen, non mi ricordo. 2 o 3 palle gol. Vai, e poi usciamo ma lui ha fatto la frittata. Mamma mia, italiano veramente. Prima con lo Spezia e ora con la Fiorentina e c'è scassato italiano. Fai l'allenatore per un po' cazzo Napoli. Scusa. Proprio su questo Spalletti ha dato l'indicazione di cercare Pietro e a Zilinski e andare più da Lozano sulla destra. Intanto te, Odrio Sola, che non se la ritrova. Sola, buon tocco di mano di Sini che non c'è, la poi prende ora Cagliacon. Poco spazio di giocare da una parte dall'altra, buona lettura. Miraghi di testa, non trova Nico Gonzalez, Di Lorenzo arriva subito su di lui, Nico Gonzalez, duello per numero 22 con Di Lorenzo che lo vince all'inizio, poi lui lo avete sentito Di Lorenzo che lo cerca vicino nel contrasto di Nico Gonzalez. E chi da molle c'è? Poi giallo questo, ma come andrà? Giallo chi te muore. Faccio un cartellino, arbitro ogni tanto. Cagliacon. Milenkovic secondo me no, ancora così perché si prende quel metro per non rischiare una palla in profondità, invece Milenkovic è molto aggressivo in avanti, adesso dov'è quarta, italiano va a rompere la linea, no? Difficilmente lavorano di reparto, perché sempre uno in avanti. Anche visto che una grande Lorenzo Spigo poi commesso palla intanto su Insigne. Vai Insigne, vai. Deve metterci un secondo calcio d'angolo di grande qualità. Si è portato a casa l'angolo. È una giocata di fantasia ma soprattutto efficace, perché prima andava via Gosolo, adesso
non è passato da guardare il calcio d'angolo. Questo ne faceva tantissimo nell'anno di via per scala con all'Abbia, un giocato del genere insieme. È libero, era molto libero. Andiamo Napoli, calcio d'angolo, Insigne al 21esimo dalla bandierina, parte il Napoli con Insigne. Anghissà sopra la traversa, va bene. Vedete chi era Anghissà? Sì, Anghissà. Però non c'è arrivato Rachman, è arrivato Anghissà, peccato, sopra la traversa. Dai ragazzi, vai a mio Insigne. Lungo Milenkovic su Vlahovic, Koulibaly di testa, poi Duncan, gira, una cosa complicata, quella tentata da Duncan che non capisce. Nico Gonzalez, aggancia Dreyling, Somisa, ancora Nico Gonzalez, va dentro anche Bonaventura, Nico Gonzalez, taglia tutto il campo, poi allarga, Odrio Sola, Bonaventura, attaccato da Fabian Ruiz, sinistra Bonaventura, va fuori da Nico Gonzalez, la lavora con Mancino, va che finisce, diventa molto difficile. La Fiorentina sta crossando poco perché sa che il Napoli sulle palle laterali è molto forte, con Rachmani e Koulibaly non hanno saltatori a parte Vlahovic che possono riempire l'area, quindi cercano sempre di andare sul fondo, tornare dietro per mettere una palla tagliata, in questo caso c'è solo Vlahovic dentro per tornare prima alla palla di Duncan altissima, e perché c'è Nico Gonzalez che riesce a stoppare quella palla lì. Col Mancini piuttosto educato, ha già dimostrato in questi suoi primi mesi a Firenze la giocatore stoccata. Caglie con Odrio Sola. Accorto, voglio. Giocatore proprietario del Real Madrid. Caglie con occupare l'area. Bonaventura e Vlahovic molto vicini, lo vedete. Sì, proprio da prima non possono tornare indietro per far muovere la difesa del Napoli, farlo uscire e giocare queste palle dentro dove si smarcano gli esterni. Mamma mia, Di partire con la giusta qualità Napoli poteva essere un'occasione pericolosa. Perché c'è stata la marcatura K2 Anguilla e Osigol, famoli neri, Cance mai visto sicuramente in panchina. Aspetta un attimo, perché anch'io ho letto notizie che Gulam ha recuperato, però non lo so se è in panchina da questa partita. Ora do un'occhiata. Dove si mette anche Duncan, sta allargando tanto. Sì, è in panchina, Dino, è disponibile anche Mertens, sia Gulam che Mertens. Bene, aver ritrovato entrambi, poi c'è Demme anche, c'è da recuperare Lobotka, solo Lobotka. Un giorno all'improvviso mi innamora di te, il cuore mi batteva, chiedimi perché il tempo non è passato, ma sono ancora qua e oggi mi sento la città, Gulam è un zombie, si fa male sempre, mannaggia, Sanguissà dava meglio quel pallone, infatti. No, magari fa qualche sì, infatti nel finale, ma io da quello che ho letto li farà giocare pian piano, sia Mertens, Gulam, li potrebbe far entrare negli ultimi 15 minuti, capito? Io. Gamba corta Lobotka per iniziare a recuperare. Sì, per iniziare a recuperare piano piano, infatti. Non può giocare una partita intera, sono appena tornati dagli infortuni, Gulam da uno grave, sicché li farà giocare 15 minuti. Mertens poi dipende dalla partita, se il Napoli è sotto oppure di più, speriamo di no. Attenzione a Vlahovic, oh mamma mia, grande Koulibaly, Mario Rui, tanta intensità in campo, poco spazio di giocata, fisicità e palloni mezzi e mezzi, abbiamo appena visto. Perché ci sono tanti giocatori in zona palla, tanto pressing, tanta intensità, la Fiorentina gioca, il centrocampista e subito il supporto dell'attaccante, qui sono bravissimo a guadagnare un calcio d'angolo, quindi ci sono tanti giocatori in zona palla e appena esci da un impallo, da un piede c'è subito la tocca. Napoli che marca zona.
Oh, mamma mia. Milenkovic di testa. Cultura, tempo, forza. Siamo a 26esimo, 0-0 ancora, ragazzi. La squadra di Napoli non c'è. Per ora no. Mamma mia, Andrea, ieri ho visto la Juve. Che culo che c'hanno, mamma mia. Lasciamo stare. Gli è andata bene. Non hanno gioco, hanno vinto quella partita. Mi sa come. Vai Zelinski, bello per Anghissà. Ma tieni là. Angolo, è angolo? No. Ci sono questi passaggi lunghi, no? In questo caso no. Sì, dato che un po' non doveva giocare con la voglia. Questo pallone di Mario Rui alto, morbido su Simone, perché la schizza anche bene per insieme. Secondo me non deve venire più dentro, non può pensare sulla palla alta che la tenga, la metta giù, facciamo scarico e si arrivi da lui, deve leggere la traiettoria e se è più alta deve fare un taglio dentro per arrivare al compagno. In questo caso è troppo largo e aiuta poco. Quindi molto forte su Nico Gonzalez che è molto veloce. Duello con Di Lorenzo. Di Lorenzo non lo fa andare. Il servizio di Biraghi che riceve il cross, ha seguito lo bravo Lozano, bravo Ciuchi, così non facciamo rigiocare. Stanno giocando, la Juve gioca, la Fiorentina gioca. Gioca bene la Fiorentina, ragazzi. Dobbiamo stare attenti. E noi alla prima sconfitta, grazie a Maroni, che facciamo? Ci sciogliamo come sempre. Aspetta a dirlo, Andrea, è lunga la partita, dai, aspetta. Oh. Mamma mia. 1-0 Fiorentina, quarta, porca puttana. Mamma mia, questi giovani. Puttana, infame. Così. Devo dire una cosa, ancora una palla mobile sul secondo palo, per calcio d'angolo studiato. E Vlahovic sempre lì a mettersi anche sulle palle inattive, sui calci di punizione, non solo sugli angoli. Eccolo l'abbraccio tra Dusan Vlahovic e Lucas Martinez Guarda, qui lo vedete. Se si va a sfidare, vedi dietro Fabiano Ruiz che lo va a disturbare, poi grande giocata di Martinez Guarda, da qui si vede bene. Ma là che è Fabiano Ruiz, mannaggia la miseria, che cazzo fai Fabiano? Fammi vedere. Ma no, dai. Fabiano, dai. Ma lì chi cazzo c'è sul copo? Chi cazzo c'è sul quarto? Da solo. Poi risulta così. Un po' di proteste da parte del Napoli, forse per una presunta spinta. E quello stavo dicendo perché c'è un check in corso, nel senso che Sozza sta parlando con Aureliano, meglio Aureliano, Alba sta parlando con Sozza. Due sono le possibilità, o per quella spinta oppure sulla traiettoria dell'angolo, ma direi tutto corretto, tutto nella correttezza, e quindi il gol c'è, è buono, e la Fiorentina avanti 1-0. Borgo Campo Alessio. Sorrisone inedito di Italiano sul gol del vantaggio della Fiorentina, evidentemente perché aveva detto Martinez Guarda di aver deciso sugli angoli, e poi invece lo scambio di vedute di Fabian Ruiz e Spalletti. Per Fabian Ruiz c'era il fallo, per Spalletti no. Poi l'ultima curiosità, sai chi si è alzato dalla panchina del Napoli per sfronare i suoi compagni, Fauzi Gulam, che torna dopo 7 mesi, si sta sentendo la sua presenza in panchina. Si sta sentendo anche la presenza di Italiano, che questo è stato richiamato anche dall'arbitro perché era abbondantemente oltre la sua area tecnica, e qui al Franchi saltano tutti dopo il gol. Io credo che il sorrisone di Italiano sia dovuto al fatto che intanto è tutto con la sua palla attiva ed è una cosa importante, ma una palla attiva provata mannaggia che la puttana, mannaggia che la zocca non famo, mannaggia ancora, ma ci vogliamo uscita o no? Andiamo, porca infame, porca che l'anfamo, siamo sempre so, ma che buca mi ha lasciato a mezzo, cazzo la maronna, sempre raccomandi con guardi, Koulibaly povero, Fabian Ruiz che una leggera spinta si sta lamentando, mamma mia che partita di merda stiamo fare. Per ora sta meritando di essere vantaggio la Fiorentina, che sta giocando meglio di noi, sta giocando. Qui Crumi ha preso già la Bonaventura,
c'è un mismatch Non lo so io. dell'altezza con Mario Rui, ha allargato il gomito nel momento del salto, c'è Bonaventura che si è potuto fare. Quando il Napoli si abbassa per andare a costruire anche Zielinski non riesce a trovare una posizione tra le linee, tra centrocampo e difesa, quindi si deve abbassare per creare quella superiorità. Osimhen rimane troppo da solo, c'è bisogno di aiutarlo, perché comunque è un giocatore che anche se riesce a tenere palla, un giocatore più vicino, Ma come cazzo si che fa? lo vediamo adesso, e sono troppi. Insieme con la lunga di testa, petto di Osimhen, Martinez corta su di lui, se lo porta a spasso Osimhen, poi non riesce a cattura su Lozano, allora possibilità in contropiede per la Fiorentina con Biraghi che lancia lungo con il balistone. Mario Rui, quali errori tecnici proprio nel Napoli, nel momento di anche ripartire, ma quando la palla tra i piedi. Sì, non riescono a fare il primo passaggio che mette in sicurezza il pallone per poter ripartire. C'è quella difficoltà, tanto va la Fiorentina, sta facendo una pressione alta, è concentrata, è compatta in mezzo al campo, i tre di centrocampo fanno un lavoro straordinario della Fiorentina. E Insigne gira centralmente, non arriva Fabian Ruiz, arriva Duncan, sono i 5 quelli della Fiorentina che attaccano, Duncan con il dribbling, poi va fortissima di Duncan in fallo. Ha fatto una cosa straordinaria, intanto bella la giocata secondo me di Insigne su Fabian Ruiz che si aggancia, hanno portato via due reparti, hanno superato 2 reparti con un passaggio, poi dopo Duncan si era liberato bene, poteva puntare il passaggio sbagliato. Osimhen, fallo. Infatti noi siamo proprio svogliati, sì, siamo svogliati. Stiamo giocando male, vedo la squadra troppo lunga. Io mi mangio il fegato da solo, no, tutti quanti già ce lo mangiamo, non solo tu, tutti quanti, io penso. Mamma mia. Vai! Ma vai, accompagnalo Insigne, vai là, porca infame. Dai. Che cazzo, come si... Vai Fabiano, su. Vai su chi... Vai, mannaggia miseria. Dai, su. Prende posizione, pianta i piedi su Rachmani, subisce. Sì, l'esatta parte Vlahovic, questo è stato Prandelli secondo me che gli ha dato quell'input in più lo scorso anno a tenere palla, è diventato formidabile anche perché giocava in una squadra che si doveva salvare, quindi questo diventa essenziale, questo lavoro dell'attaccante per una squadra che è bassa, deve salire. Dall'altra parte ottimo spunto di Lozano, finalmente una giocata da attaccante vero. Qui stiamo rivedendo tanto il gol di Martinez quarta, perché gli Econi è finito per terra. Mario Rui, Koulibaly, Fabian Ruiz la fa passare Zielinski, Insigne all'indietro, Mario Rui la tiene. Andiamo, dai. Di Lorenzo contro Lozano. Andiamo, su. Brava messa. Lozano con il petto, subito raddoppiato, Biraghi protegge il laterale. Prima parlavo di qualche errore tecnico nel Napoli in fase di possesso, però sulle linee di passaggio che la Fiorentina ci sono assolutamente, come ti ho detto, tanti errori sono proprio dovuti al fatto che la Fiorentina sta pensando benissimo, i tre di centrocampo sono sia aggressivi che bravi nelle traiettorie. Detto questo, andiamo. Chissà su Lozano il passaggio sbagliato, vai, incredibile, vai chissà, vai. Che lavora questo pallone di Lorenzo. Chissà. Non si figa nella verticale. I passaggi comunque ne sono stati pochi in queste sue prime settimane da napoletano, al 94% di passaggi riusciti, e quella palla contro il Cagliari pre-assist di Zielinski con Osimhen di grande qualità anche con un gesto tecnico. Sì, quelle sono le bucate che fanno la differenza, cosa che sta mancando oggi. Non riescono a trovare Zielinski perché ha accorciato molto bene, oscurato molto bene da appoggiare, lo vediamo adesso. Però c'è bisogno di forzarlo ogni tanto quella giocata per andare a cercare quella che vedi di prima. Eccola qua la palla di Fabian Ruiz, sempre vai Osimhen, vai, oh, fallo, oh, rigore, caccio di rigore. Napoli è giallo per Martinez, guarda, una Ma fa molto. di Osimhen è stata letale.
questa è la palla che Spalletti faceva anche alla Roma, Edo. Questa è la palla che lui dice buttala lì. Grande Osimhen. Poi ci corre l'attaccante, in questo caso ottimo. Esatto, beh, questa è la gran palla di Fabio Ruiz, ci corre benissimo. Grande pallone, mamma mia che palla, mamma mia che giocata di Fabiano. Ti hai fatto perdonare. Questo c'è. La Martinez quarta sul primo controllo, vedi, guarda, se la porta giù ma è già tagliato, li corre davanti. Ti sei scordinato, ti sei buttato male su Osimhen, di quello che c'è tutta la vita. Guarda là, guarda. Calcio di rigore di Osimhen, peraltro ancora per terra. Io non ho visto, diciamo, distorsioni né del ginocchio né della caviglia. Buonasera Gabri, buonasera, forza Napoli. Lascia like, mi raccomando, lasciate like ragazzi e supportate. Comunque, andiamo, rigore per noi. Sulla posizione, perché eravamo quasi in linea e... Vittorio imprendibile, lo poteva buttare solo a te. Grande Osimhen. Per quanto riguarda Osimhen, si preparano Petagna e Mertens, ovviamente scopo preventivo. Nel frattempo c'è un discorso che va avanti da almeno 4 minuti tra Issa e Koulibaly. Andiamo Lorenzo, pareggiala Lorenzo, non sbagliare Lorenzo, se no ti chiamo un telecomando in capo, ti chiamo. Vai Insigne. Innanzitutto rigore contro il Cagliari, adesso contro Drogowski che è uno dei suoi rigori dice la sua. Lo sguardo di Insigne, quello di Drogowski. Osimhen qua fuori. Adesso arriva il fischio di Sorsa. No! Ciuchi! Lozano! Va fa Moc! 1-1. Grande Ciuchi. Sì. Perché è stato bravo a tenerla. Ha sbagliato Insigne, fa Moc Insigne. Mi fate cagare sotto, meno male c'era Ciuchi, meno male. Si sta apprezzando proprio di quello che dici tu, cioè di come poi Insigne è andato di testa, mentre vediamo intanto ancora una volta il contrasto che ha causato il rigore, poi Insigne, Drogowski con la mano e poi la testa di Insigne andare sul pallone nel contrasto con Drogowski, che ha preso un grande rigore, poi dopo Drogowski para il tiro di Insigne, secondo me Insigne arriva prima, lo vediamo da qua, quindi va a parare e nello slancio Insigne gli va addosso ma ha parato, quindi non può fare nulla, però dopo lo sanno a mettere. Grande Ciuchi, l'ha spaccata la porta, l'ha spaccata. E poi lo Sama ha buttata dentro, non è fallo, mi è sembrato il labiale di aver letto di Sorsa. Se arriva prima il portiere potrebbe essere fallo perché lo vai a disturbare, ma se vai a parare Infatti lì bisogna andare a capire. Ciuchi. Manca il fallo innanzitutto. Sorsa sicuramente dalla via del Viale che non è fallo, c'è un certo incorso, come vedete anche dalla grafica, un Aureliano che ha un distretto da fare. Andiamo, non rompete il cazzo, fallo, che ha tirato in porta la Insigne di testa, l'ha parata Drogowski. È arrivato prima Insigne, è arrivato prima Insigne, che cazzo te la mente? Che è stato assegnato, il giallo è per Bulgaria. Ah, fa un culo, vai. State sempre a chiagni, sa. 1-1 con lo Sama. sì, 1-1 sulla giocata di prima del Napoli. Giusto il pareggio, ma che 1-0, 1-1, Ciuchi. Ha pareggiato il Ciucchi, aggiorniamo il risultato, a 39esimo, dopo 10 minuti. Grande la famo, cuore azzurri, forza Napoli, vai che ci hanno piato un pareggio, ora andiamo a vincere. Buonasera Alessandro e forza Napoli, lasciate like, mi raccomando, e condividete con chi vi pare. È nato da gol, ma il quarto rigore che ha preso la Fiorentina, che ha preso gol. Ecco, questa è stata la posizione di partenza di Osimhen sulla poi fanno subito qui la parata di Drogowski e poi Insigne va a contrasto con il
perché la Fiorentina lo sanno che butta dentro l'uno. Osimhen, palleggia Osimhen. Mariaquino, buonasera e forza Napoli. Bisogna individuare un altro rigorista. Perché sta sbagliando troppo Insigne, sta sbagliando troppo, è vero. Con Osimhen ne prendiamo, con Osimhen ne prenderemo altri di rigore, sicuramente. La velocità li mette in crisi alle difese, mette in crisi le difese avversarie. Comunque sì, Insigne sta sbagliando un po' troppi rigori. Chi potremmo far tirare? Rigorista un Fabian Ruiz, che c'ha un bel piedino, oppure Zelinski. Secondo me loro potrebbero essere rigoristi validi. Fabian Ruiz o Zelinski, uno dei due. Calma, dobbiamo fare il secondo gol, non ci accontentiamo del pareggio, giusto? Andrea, per me lo può tirare Fabian Ruiz perché ha un bel piedino. Fabian Ruiz lo può tirare il rigore, secondo me. Anche Politano, ma Politano quando non gioca, cioè anche Politano, ma è sinistro. Zelinski o Fabian Ruiz sono perfetti per me. Infatti Rino dice Zelinski. Sì, anche Politano, ma quando gioca. Però io lo farei tirare più uno fra Fabiano e Zelinski, che sono titolari sempre, capito? Deve tirare uno che fa sempre il titolare. Vai Signe, vai, io tu parlo. Non è finita, Insigne. Mario Rui. Anghissa. Insigne. La chiama dentro l'area di rigore Osimhen. Vai Insigne. Ha colpito Milenkovic. Vai Napoli, vai. Schiattiamo la capo, vai. Mamma, stanno creando un pazzo. Stavo dicendo proprio perché vedi che in giornata sono uscito pazzo, mamma. Siamo usciti pazzi, mamma. D'altra parte adesso hanno fatto tirare Insigne con troppa facilità, che io ricordo che ha giocato con lui tantissimi anni, gli hanno lasciato libero quelle 97, ma che è? 87? Giada, non mi fare incazzare, Giadina, non mi fare arrabbiare, capito? Giadina, non mi fare... Lo so che ho sbagliato, lo so. Vai là, va. Intanto hanno guardato palla in Napoli, che sicuramente dal punto di vista mentale di quel gol ha beneficiato, perché si percepisce. 13 like, vai, segui tu questi like, ma non vi costano niente, non è che pagate per mettere un mi piace, non pagate niente, dai, sfuzzate, che vi costa schiacciare sotto mi piace o non mi piace? Se non ti piace, che già fa? Se ti piace, te lo mangi, metti mi piace. Andrea, ma ultimamente facendo troppi errori, l'altra volta l'ha tirato centrale, Insigne, sì. Troppi rigori sbagliati, però bisogna darlo fiducia, bisogna darlo fiducia al capitano. Attenzione alla Fiorentina, però Callecon Napoli, vai Napoli, vai. Sulla testa di Osimhen, Callecon torna a spingere la Fiorentina, palla lunga Fodrioso che è molto veloce, la tiene in campo questa palla, libera Fabian Ruiz con l'aiuto di Anghissa. Grande Anghissa, bello. Mamma mia, come usciamo? Ma come se ne esce questo Napoli? Ha sbagliato tutto, ha rovinato tutte cose. Vai di Lorenzo. Anghissa che giocata nello stretto. Vai Insigne, vai Lorenzo. Utile G, vai Zelinski. Mamma mia, Osimhen! Mamma mia, se facevi questo, Osimhen. Mamma mia, Osimhen. Se facevi questo gol. È forte, ma fare una giocata anche nella posizione proprio sul filo del fuorigioco. È bravo perché una palla dritta non è una palla laterale che riesce a impattare, non esce di molto. Da qua vediamo forse quanto è uscita. Sì, non pulita, non di molto, non è neanche provato, perché non te l'aspetti una giocata del genere. 5 partite in fila per campionato Napoli con Osimhen, se facevi con un gol, ma io uscivo tutta la tutto quanto, uscivamo pazzi. Speriamo che Lozano torni ai suoi livelli dopo l'infortunio all'occhio. Speriamo, in arma in più.
un giocatore in più. Andrea, ma ultimo è andata a votare assist fratello. Dai Napoli fuori le palle in giornate positive visti i risultati delle altre. Sta vincendo pure la Roma 1-0. Sta vincendo pure la Roma. L'inverno è tornato. È tornato l'inverno. In 4K. Am team muto perché se no ci fanno un mazzo tanto. Ma Napoli vai, schiatta la capa che si ca, schiattam la capa che si ca. Lì dobbiamo fare male, lì dobbiamo fare male, lì dobbiamo fare male. Ah, voglio nel finale meglio, ma all'inizio mi guarda un poco male. Un poco male. Napoli stasera pizza, certo che è pizza stasera. Allora lo sai, Andrea, allora lo sai. Panuzz, ci mangiamo panuzz. Moglie, ma io ti panuzz. Ci panuzz. Io volevo panuzz, ci mangiamo panuzz. Panuzzo, conosco Panuzzo, è buono, Panuzzo è napoletano. Bevo un caffè anch'io corretto con la sambuca, buono. Un caffè corretto e tanta roba, frate. Un Panuzzo, conoscete un Panuzzo? Se siete napolitani, sì, sicuro. Se non conoscete un Panuzzo, non siete napolitani. Non siete napoletani. Perché un Panuzzo, se non conoscete, non siete napolitani per me. Lo dovete conoscere per forza. Ah, tu conosci per forza. Non voglio scuse, non voglio scuse, non voglio scuse, non andate a conoscere Panuzzo, Panuzzo. Conosco Panuzzo, conosco Panuzzo, conosco Panuzzo. Che magari da cosa come si chiama? Aspetta, che ci ha allargato cosa. Adesso lo prendo da Ciro, no da Ciro Mertens, da Ciro quello in piazza, vicino alla piazza, a Ponzacco. Qua. Lo conosci, no Ciro? Sì. È buono là, il Panuzzo lo fa bene il Panuzzo. È bello buono. Preferisco sempre la pizza, però anche il Panuzzo è buono. Andrea, un Panuzzo con un vero hummus. Giada, non so perché Carlo non c'è. Amici, buonasera e forza Napoli, like, mi raccomando, fratello. Manuel Player, buonasera e forza Napoli. Manuel, lascia like. Ciro lo conosco, ha riaperto benissimo, sì, ha riaperto, Alessà, ha riaperto. Mamma mia. Come si mangia un Panuzzo? Buona, ma vince. 1-1 per ora, 1-1, partitaccia. All'inizio la Fiorentina è partita forte, ma poi abbiamo visto un bel Napoli, dai. Speriamo di continuare a giocare bene. Okay. Ah.
Ma ragazzi, ragazzi, su con i like, che non vi costa niente, come dice Giada. Ciro non chiude mai, Covid o non Covid? No, non chiudo mai. Facetevi un vaccino. Andrea, andare. Ma Giada, tu oggi sbagli tutte cose. Andare, Andrea, Napoli l'87-97. Giado, io ti chiamo Giado, ti chiamo. Giado, non ti chiamo Giado. Giado, va bene? Così se sbagli pure un nome tu. Vado, Giado, dove, come chiamo? Io non mi ricordo. Allora. Mamma mia. La 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 na 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 na. Ormai chi è questa? Già oggi sono in come etilico. Ok, ci siamo. Ho capito. Salute, ciao, saluta tu, saluto, ciao, ciao Ian, ciao Francesco, mi stavo salutando da solo, figurati. Ciao Ian, tutto bene? E forza Napoli, Ian, lo so che ti fai Atalanta. Speriamo stasera fa il colpaccio al Milan, così almeno ci fa anche un regalino a noi. Speriamo l'Atalanta vince stasera, Ian, e speriamo che il nostro Napoli vince a Firenze. Mo. Ciao Gianni, ciao Andrea, ciao Giada, te sto salutando una volta. Scusate, volevo dire pizza e fighe, ma che resta cosa? Ragazzi, un attimo di pazienza, torno fra poco, 30 secondi mi assento, chiacchierate, fate quello che vi pare. Intanto io mi assento un attimo, perché devo fare una cosa.
Sì, no. No. Ma che cazzo è? I commenti, ma che è? Perché in pausa su cose? A me addirittura, che cazzo stai dicendo? Ragazzi. Ma perché non basta essere bloccato? Andiamo, ripigliata, mamma mia, da zona rompo proprio cazzo, rompo. Da zona rompo proprio cazzo, vai giù, mi si blocca. Esci da zona. Vamos a la playa. Ma che si blocca sta merda? Dai, esci, dai. Andiamo, ripigliati un attimo. No, no, perché rompo il cazzo, non mi fai la partita. Da zona e merda, su da zona e merda. Su da zona e merda. Ai ai ai, che palle. Su da zona e merda. C'è stato cazzo. Sì, ma non voglio la diretta gol. Che me ne fotte a mirare una Empoli, maggiore un'ala. Ancora, ecco, io voglio vedere Fiorentina-Napoli, ci si è arrivata, si è ritardata, un sacco che si è ritardata da zona. Però, dai, molto. La zona te ne ricordi. Vai Napoli, vai squadra, ti facciamo noi la telecronaca. Ecco, Politano lì a bordo campo, vai Politano. Ha avuto ragione sul gol, poi sui movimenti anche lo stesso Spalletti ha un po' ripreso. Sì, troppo per conto suo, no? La squadra aveva bisogno di un giocatore diverso, un giocatore più di profondità, un giocatore che poteva dare una mano e non per forza
forza torniamo al discorso del possesso palla, che io sono in questa posizione, la squadra con palleggio arriva da me col pallone, certe volte devo andarlo a cercare io, perché se la squadra non riesce a portarmelo, sono io che vado a cercarlo, ha fatto poco, però bisogna dire che poi quando ha toccato la palla, oltre al gol, ha fatto cose importanti. D'altra parte Politano, che è un mancino, può venire a fare quel movimento che vuole Spalletti, no? Venire a giocare tra le linee e può venire più vicino a Osimhen. Molassa, Malè, ha fatto bene in questo inizio di campionato, nel momento in cui è stato impiegato l'ex giocatore della Venezia in questa Fiorentina, e ovviamente c'è anche Dries Mertens che con lo Spartak già era pronto, no? Poi la partita si è messa in un certo modo e non ha potuto tornare in campo, però è disponibile, e lì tra l'altro quota 102 gol in Serie A con la maglia del Napoli, come poi primo a pari La Roma 2-0 con l'Empoli, che ha segnato sul Meret in banchina. Ha dato il suo contributo come Mattia Anastasic, a cui oggi è stato presente Martinez Guarda che l'ha buttata dentro, ma poi anche il altro rigore non ha avuto un discreto Mkhitaryan. da fare Martinez Guarda. Io credo che hai detto bene, secondo me Spalletti voleva usare, tra virgolette, che è un brutto termine, la partita di Europa League per far fare dei minuti a Mertens, magari come rientro, ma anche a Demme, che aveva giocato col Cagliari, che diventerà un giocatore importante per questa squadra. È vero che adesso il centrocampo funziona del Napoli, però Demme è un giocatore che ti dà ritmi diversi, è molto più intenso, è dinamico, sa sbloccarsi, sa giocare la palla. Prima ho detto che segnava Lozano, adesso dico Zielinski e poi Osimhen, addirittura 3 gol. Speriamo, dai. Amen. Amen. La Roma vince la Coppa dei Mongoli in Europa. La Conference? Ci sta che la può vincere la Conference. Comunque è sempre un trofeo europeo. Io non lo butterei via. Anche se il Napoli lo potesse vincere, non lo butterei via. È sempre un trofeo europeo. Mamma mia, Liverpool, Manchester City, che partita. Liverpool che vince 1-0, poi pareggia il City 1-1, poi rivince il... No, aspetta, com'era? Sì, 1-1, poi il Liverpool 2-1 e poi il City 2-2, partitone. Dai Napoli, sciattammo la capa a sta viola. Facciamoli male, dai. La Fiorentina sta giocando bene, ha iniziato bene, poi nel finale siamo venuti bene noi fuori. Comunque abbiamo creato qualcosina. Spero nel secondo tempo di approcciare meglio la gara, non come il primo tempo. Voglio andare a vincere questa partita. La Roma vince la Coppa dei Mongoli, è una volta a schifo. Insomma, già un pochino sul DNA la prova l'Udinese l'ha cambiato a un certo punto, passando a 3 dietro per tenere quel risultato di vantaggio, mentre Italiano parla con Lorenzo Insigne. Torino in due, sono cammino italiano, ma Insigne sai che stiamo parlando proprio dell'occasione di quella ribattuta sul rigore in cui comunque la Fiorentina un po' si era lamentata. Sì, sta parlando di quello, perché ha parlato della parte centro-testa italiano, chi magari ha pallone. Comunque il nostro Morelli ci ha spiegato perfettamente all'intervallo, mentre Caietano e Fornitura si spiegano la partita di Caietano come te sei su quella fascia centrale ovviamente. Sì, no, allora secondo me non riesce a trovare la posizione, perché Odriozola spinge molto, tante volte va a prendere la sua posizione sia in ampiezza sia dentro il campo. Bonaventura è un altro giocatore che gli piace smarcarsi dietro le linee, quindi è molto intelligente come giocatore Caietano, quindi la posizione alla fine la trova, però non ha fatto tanto. Secondo me anche la partita contro il Napoli per lui è sempre una partita speciale, ed è per questo che magari anche sottile si sta scaldato. 349 gol per Romano del Napoli, con 82 gol, 78 assist, solo per stare solo mero impatto numerico, ma anche tanto sentimento confuso con quella maglia per Caietano. Mentre c'è qualcuno che parla in italiano, non so se si discute del fatto che comunque siamo abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia, visto che sono le 19:11. Comunque partita che ricomincia adesso con non ricomincia, stiamo un attimo. Allora, mi ripiato o no?
sui complimenti che abbiamo desiderato. Ma iniziamo o no? Poi qualsiasi cosa di Dio, qualsiasi parola da quello che c'è benissimo. Quella patria di Boccaccio, quindi tutto sommato conosce. Rachmani, adesso si è ricominciata la partita. Dai Napoli. Attaccato da Nico Gonzalez che la porta subito via. Oh. Su destro, offre a Nico Oh, Gonzalez. grande Calidou. Koulibaly. Ma chissà. Aia, dove è andato? Cercato il cambio gioco, ma così niente. Abbiamo più buttato fuori il pallone per la Fiorentina, che è cominciato forte come nel primo tempo la Fiorentina. Sono molto curioso di vedere la Fiorentina in questo secondo tempo, perché ci ha abituato a grandissimi primi tempi e nel secondo tempo a calare un po'. È anche vero che il Napoli viene da una serie di partite anche infrasettimanali con l'Europa League. Nico Gonzalez ha posato perché la squalifica. Grande Di Lorenzo, bravo Di Lorenzo. Chiuso bene da Di Lorenzo, recupera Martinez quarta, inizia aggressiva la Viola, Nico Gonzalez, cross addosso a Di Lorenzo, Calcio d'angolo. Per troppo tempo a questo passaggio, addirittura sul quale guardando messo, lui bisognava oscurare prima il passaggio e comunque essere più aggressivi. Il sinistro di Biraghi è a disposizione. Andiamo Napoli, su, facciamo sto gol, dai. Sì, e vedi, vanno Calcio d'angolo per la Fiorentina al 46esimo, Biraghi dalla bandierina, attenzione. a chiudere da dietro Santana, gli altri sono solo. Ecco la battuta Oh. proprio per Vlahovic che si coordina. Mamma mia, vai Anghissà, vai. Con la giocata acrobatica con ripartenza con Anghissà, fermato Anghissà da Milenkovic. Applausi per Popolo Viola. Però l'ha presa di nuovo, da solo, poi dopo ho provato una giocata, come si vede nel primo tempo, una giocata incredibile. Era la fotocopia di palla su Biraghi. Attenzione Biraghi. Nico Gonzalez. Anche da Cansora, come quella parte. Da Biraghi che non la trova. Ha cercato... Nostra. Magnifico. Ma la Fiorentina gioca bene. Bisogna fare complimenti anche all'avversario, stanno giocando bene. Buonasera Baggio, buonasera a tutti. Like, mi raccomando ragazzi, lasciate il like per supportare, che è importante. E se siete nuovi iscrivetevi al canale che non vi costa nulla, anche quello. Vai Napoli, su, 47esimo, 1-1. Attenzione alla Fiorentina che continua ad attaccare in avanti. Molto pericolosa e molto aggressiva pure. Grande Anghissà. Andiamo ragazzi. Ci raddoppiano pure, già sta giocando. È pericolosa sta Fiorentina. Speriamo bene che io spero nel fargli stancare, nel fargli stancare e poi punirli magari nel finale, perché sta Fiorentina sta pressando tutta la partita, non penso potrà tenere lo stesso ritmo fino a fine partita, tutti i 90 minuti. Perché non sta giocando? Perché è rientrato da poco dall'infortunio, cioè non è al meglio. Per questo Spalletti non l'ha messo da subito, perché non è in condizione da giocare da titolare. Sicuramente lo farà giocare nel finale quei 15-20 minuti. Infatti Rino ha detto, ha ragione, viene da un intervento, cioè non può giocare dall'inizio della partita oppure da inizio secondo tempo. Gli va dato tempo, piano piano deve subentrare. Quei 15-20 minuti penso giocherà. Ancora stanno parlando Spalletti, Zielinski e Insigne. Probabilmente far provare qualcosa. Va via Zielinski. Vai, punizione al 49esimo. Vai Napoli. Zielinski. Vai! Grande gol! Rachmani! Mamma mia! Ancora sul calcio piazzato. Il morto, mamma, sei uscito pazzo! Mamma mia! Vai a Fammo! Sì! Va Fammuc!
Mocco limone, Viola, Mocco limone. Grande Zelischi, che pallone, è Rachmani, bello, bello. La difesa della Fiorentina sono scappati in due. Erano due liberi, Rachmani e Osimhen. Bella, bella la palla. Palla inattiva in 7 partite per il Napoli, il terzo gol segnato dal Napoli sugli sviluppi di un calcio di punizione diretto. Arriva la testata di Rachmani. È sceso solo Bulgaro. Ramani 2-1 Napoli, tutto studiato, l'ennesimo calcio piazzato del Napoli. Mamma mia come si studiano questi calci piazzati, grande Napoli. Così si sbloccano le partite da grande squadra, così. Ha parlato tipo 10 secondi con i segnazionisti. Si sta ovviamente controllando, ma mi pareva buona, infatti è buona. La posizione di partenza di Rachmani aveva cominciato la Fiorentina spingendo, creando, punito su palla inattiva dal Napoli. E partita ribaltata dal Napoli. A fine primo tempo, inizio secondo tempo. Ancora chilometri Calfranchi. 2-1. Palla lunga su Insigne. E gira con Osimhen. Vai Osimhen, mamma mia. Questa è la campagna in profondità, secondo me è quello che ha chiesto Spalletti alla fine del primo tempo, di attaccare questa profondità. L'abbiamo visto anche prima Insigne sulla palla di Koulibaly. Questa è una giocata strepitosa perché ha visto il compagno ancora prima dell'arrivo della palla. Grande Spallettone che studia gli schemi su schemi del Napoli, grande Spallettone. Ha segnato lui. Andiamo da Alessio di Giuseppe Bordocampo, anche qui gestisce questo pallone. Lo allarga su Nico Gonzalez, sovrappone Biraghi, dentro Nico Gonzalez, resiste all'attacco di Lozano, poi Anghissà. Grande Napoli, vai. Lozano arriva, Anghissà. Bello. Da Ciucchi Lozano, attaccato da Bulgara, che si prende il cartellino giallo. Giallo Bulgaro, giallo, ti facciamo diventare da viola, giallo, ti facciamo diventare giallo da viola. Bulgaro. Studiamo. Continuiamo così, voglio il terzo per metterla al sicuro, giusto? Di andare a saltare, poi di essere veloce a tornare dietro. E questo non è un bluff. È un bluff invece quando ho detto 3 volte deve andare Insigne col destro, Che non canta più lo stadio Artemio Franchi, tutti i viola, tutti scurati, si sono scurati tutti quanti. Ma che è successo? Ma che cosa è successo? Non cantate più, viola qua, viola là. Abbiamo fatto russo, come i maglietti che stanno giocando lui. Andiamo così, voglio il terzo. Assicuro, per oscurarli. Birra Giada, viva da birra Giadino. Like, iscrivetevi al canale e like. No a like in capo, è un like. Non capito? Sotto 2-1. Sono qui per te, io della maglia azzurra sono innamorato, non ve lo so spiegare perché è malato, non me lo so spiegare perché mi batte il mio corazon, sarà perché ti amo, mio grande amico. Doppio cambio anche nel Napoli, sta per entrare Politano e Delmas, mentre sì, nella Fiorentina te lo confermo, Sottilego. Questo l'intervento di Anghissà su Nico Gonzalez. Hai visto il gesto di Nico Gonzalez quando ha preso il pallone, ha guardato, non c'era nessuno, ha invitato i compagni ad andare dentro. Ecco, per le caratteristiche che ha questa squadra, non ha giocato Di destra di Rachmani, gol di destra di Ramani. C'è il solo Vlahovic, Duncan non ha quelle caratteristiche, quindi magari o un cross diverso, come abbiamo visto nel primo tempo, si torna indietro per attaccare in un'altra maniera. Tanto punizione, i cambi arriveranno dopo. Con Gaga col destro, Biraghi col sinistro. Attenzione a sta punizione della Fiorentina, 55. Bravo Mario Rui. Attenzione ancora. Biraghi, un'altra chance. Va centrale per Duncan. Bonaventura, col picco Bonaventura. Vai, voglio ne facciamo pazzia. Non si fanno. Questa è una battuta veloce. La
Fiorentina con Biraghi, poi direi Tonso e Passi. Abbiamo la vettura sul primo palo, pallone sul secondo. Aiuto, non lo fa tirare. Poi Duncan che tutto mancino, allora non calcia, Odrio sola, calcia lui. Trova il tatto di Zielinski e Fabian la tiene in campo, ma la riconsegue la Fiorentina. Bonaventura dentro l'area. Bonaventura Osimhen. Accichiva e muore. Difensivo e poi urla a tutta la squadra. Stanno tirando in porta, noi facciamo scudo, però visto fanno paura. Ancora. Vai giù. Oh! Mamma mia. Mamma mia. Ancora. Mamma mia, ci stanno schiacciando, dobbiamo uscire da lì, dobbiamo uscire. Qui come Rachmani se la stava appena salvata Rachmani, poi questa palla effettivamente non è uscita, se non è un pezzetto di riga la toccava. Sì, è successo quello tutto come hai detto tu, però grande reazione della Fiorentina, va sottolineato, ha preso il gol, ha alzato la testa e adesso sta mettendo in difficoltà il Napoli. Fuori Callecon e dentro Sottilla sotto gli occhi di papà Sottile, abbiamo visto in quella partita con Tribuna, finisce la partita contro il suo Napoli di Callecon, comincia quella di Sottilla sempre contro l'Inter, doppio cambio congelato con la Fiorentina perché rimane fuori, mentre finisce la partita di Zielinski, comincia quella di Elmas, eccola. E poi anche Politano, andiamo da Alessio di Giuseppe. Saluto tutte cose, pesano. Al termine dell'ultima azione della Fiorentina, l'italiano ha deciso di lasciare. Io ho visto come aiuto, ma faccio pure io. Da parte della squadra è alta, è coraggiosa, ha voglia di... Io ho visto come aiuto, ma faccio pure facesse nati dubbio. Ne faccio pure una, ma ne facesse nati dubbio. Ecco, ce l'ho. Mamma mia. Abbiamo visto 2 settimane il papà di ha parlato di figli, no? Di Chiesa, di Daniel Maldini che ha fatto gol. E quindi c'è anche il papà di Sottile per giocatore tornato al Crystal Cagliari. Vai Ramani, bravo Ramani. Sei un grande Ramani. Sia difensivamente che anche offensivo, perché di testa sai il tuo fatto, sai il tuo fatto di testa. Bello, vai Osimhen. Mamma mia. Mamma mia. Attenzione. Mamma mia. Grande Mario Rui, bravo Marietto, bravo Marietto. Che non solo esce tanto dall'aria, ma anticipare Osimhen e il compagno, poi rifare partire il contropiede, grande tunnel di Nico Gonzalez che poi dà la palla giusta, perché Vlahovic si sfida dall'avversario, ha provato a tirare di sinistra, ma ciccata. Attenzione, calcio d'angolo per la Viola, 58esimo. Bravo Osimhen. Attenzione. Ancora la Fiorentina in attacco. Odriozola, bravo Osimhen, ancora Osimhen. Calcio d'angolo. Bisogna mettere meglio la Fiorentina, deve mettere meglio questi calci d'angolo, però lui è strutturato, sa saltare. Ma che stai scrivendo? Stai scrivendo, sì. Si capisce lì. Biraghi, attenzione, crossi in mezzo. Grande Fabiano. Ma la Fiorentina ancora che attacca, ma poi c'è Zambo con la sua zamba anch'essa. Vai Fabiano. Bello. Vai Napoli in contropiede, vai Politano. Mamma mia. La tocca. Quarta. Bonaventura recupera il pallone. Attenzione, vai no. Ah, ma è entrato pure al Massa, è entrato al posto di chi è? Di Zielinski. Poi alza su Vlahovic, duello solito con Koulibaly.
Ci sono stati dei cambi che mi sono perso. viene fermato ancora da Koulibaly. E allora Politano. Chi è uscito? Ramani? No. No, è uscito è uscito Politano, è uscito Lozano, è entrato Politano, è uscito Zelinski, è entrato El Mas. Politano per Lozano ed El Mas per Zelinski. Dai Napoli, dai. Sono usciti praticamente Zelinski e Lozano. Ed abbiamo Politano ed El Mas. Vai Napoli, vai. Vogliamo il gol di Politano. Oh, ancora. Grande Rachmani. Oh, attenzione. Mamma mia, Ospina, che parata. Alla Fiorentina, ragazzi, sta facendo una grande partita. Complimenti alla Fiorentina perché veramente sta giocando una grandissima partita. Grande Ospina, grande parata. Anche se il centrale non ha la possibilità di parare in un'altra maniera. Arriva subito. Poi un po' anche stanco. Oddio Sola. Sono più precisi quando bevo. Per ora nata in cambio. Dobbiamo fare almeno. Vai Osimhen, Magnatil. Vai. Vai, mamma mia! Lungo per il Mas, peccato. Osimhen è imprendibile. Vai anche Sa, ma un grande anche Sa. Bellissimo. Anche Sa. Fabiano. Poi non voleva mettere Igor perché Martinez e Quarta era munito e quindi devi su una palla che può intervenire forte, deve frenare, si fa superare con facilità perché non vuole lasciare i compagni in 10 perché è un avversario troppo difficile da marcare, rischi il fallo e poi vedi difficoltà la squadra. Ottima la giocata di Osimhen, di qualità Goenas. Koulibaly. Insigne. Vai Fabiano. Insigne. Vai Napoli. Dopo 10-15 minuti. Vai giù, vai. Ma tu gol ma fa, ma chiude questa partita, vai. Trovata più la palla tra le linee per El Mas, che però non guadagna spazio, ma ricomincia da... Dai, su, saliamo con i like, ragazzi, e condividete, mi raccomando. Un altro dei Giamoniti. Bravo Ramani, vai Ospina. È solo di là, bravo, da Fabiano. Vai Marietto. Mamma mia. Bravo Mario, bravo Osimhen. Peccato di poco lungo. Bella parte. Bravi così. Vai al Massa a pressare. Da Martinez Quarta, El Mas ovviamente fresco da pressare a destra e a sinistra. Allora Dragowski deve andare al lancio lungo. Sottile. Bravo Marietto. Insigne. Grandi così. Sta prolungando la Fiorentina, non fa fatica ad arrivare. El Mas non va si cazzato però, Sono un po' più distanti nei palchi, quindi questi palloni lunghi vedere che quanta falcata Nico Gonzalez. Sì, sembra quello con più piano. Bravo Anghissa. Diventano troppi, c'è il solito Anghissa pronto a recuperare e poi a farli. Si bolsa Anghissa. Grande Zambone. Uscita di Bulgari verso di Torino. Andiamo, anzi, rivediamo prima la giocata precedente di Osimhen con sì, fumando sigarette con su questa giocata 5 minuti prima è arrivato l'input di Spalletti di avere coraggio nell'andare anche individualmente, quindi ai Torreira per la Fiorentina entra Torreira al posto di chi? Penso di Pulgar. Chi esce? Sì, Pulgar. Per quella palla persa dice aveva visto che la sua squadra si stava passando troppo e anche per la munizione mette dentro Torreira per la munizione di Pulgar ovviamente. Sì, Torreira che adesso sarà fresco. Sì, che ora a centrocampo hanno Duncan, Bonaventura, Torreira. Deve essere supportato dalla
spazio attenzione, tra lui e i due centrali che stanno accorsando bene. Sottile c'è l'altra che campo su Nico grande Politano, il recupero di Lorenzo, che poi i nostri esterni offensivi vanno a dare una mano anche ai terzini in fase difensiva, grandissimi Politano e Insigne, anche Ciucchi ha fatto un grande lavoro, oltre il gol. Poi di Lorenzo, Di Lorenzo mette il pallone in foro laterale, si cerca di si è fissare. fatto male Osimhen. Si salta decisamente molto più di lui Milenkovic, di statura sono quasi uguali, ma gli va sopra e col ginocchio si dà una ginocchiata assolutamente sì. Questo ancora una volta il gol di Rachmani. Grande Ramani, che gol! Di testa del Guarani. Secondo gol all'Udinese di Rachmani. E prima che succedesse tutto questo turbinio di cose, stavamo proprio Grande Ramani, ma mi siamo asciutto pazzi, si asciutta. Ha aperto la strada a Rachmani. Parte appunto lui del pagano uscito. Difficoltà lo scorso anno, è arrivato come un acquisto, non dico il più importante, però perché poi arriva anche Osimhen, però un giocatore che poteva essere titolare Di Lorenzo 12 volte Ramani. l'anno scorso Rachmani. 16 partite complessive. Osimhen, Magnatillo, vai Osimhen. Milenkovic all'indietro da Brondowski. Ti dice quanto sono importanti gli allenatori per alcuni giocatori. Parlavamo anche di Cagliari che ha fatto già 6 partite da titolare, lo stesso numero che ha fatto lo scorso anno, quindi vuol dire che poi ogni allenatore ha fiducia comunque. Oh, Piakis, fallo che si è bloccata, fa mucca, mamma da zona, ci è scassato un cazzo, mo ti chiamano una capata a mucca, da zona e chi te mucca. Poi te lamenti se si fanno un pezzotto, te lamenti se si fanno un pezzotto, ma se ne fa un pezzotto se ne fa gente, perché tu un po' cazzo, stai sempre a bloccare, che cazzo è suo? La pubblicità, che cazzo c'è nella pubblicità? Mannaggia, chi è morto, mannaggia. Mannaggia. Ma che cazzo fai? Si è proprio studiato. Buonanotte di suonatura. Buonanotte. Andiamo, dai. Oh, è prepita mamma che la chiesa. Mamma mia, sta zona. Io chiamo, mamma mia. Allora è canne priate da zona, che non ce la fa Reggio Lini, che cazzo hanno fatto a fare? Sky, peggio ancora che non sei riuscito a piedi diritti. I diritti di pure per la cesta, diciamo vedere da zona, diciamo vedere. O quanta zona. Non ce la fa, non c'è. Andiamo su. Andiamo belle. Andiamo belle. Esce. Sì, l'ha cambiato adesso. Sì. Esce il capitano, quindi probabilmente è massa avanzato del tridente, cosa che ha fatto ripetutamente da Spalletti. Insieme va a consegnare la fascia e va anche a dire qualcosa con i bambini. È stato fatto anche giovedì, no? Quando poi è stato espulso Mario lui, ha preso quella posizione del 4-4-1, il giocatore che ha meno gamba, vuole la palla addosso, può fare quel ruolo. Vediamo sì. Tra l'altro non so se hai visto, ma poi c'è di Alessio, ma non ha dato 5 a Spalletti insieme uscendo. Demme, entra Demme. Vicino e continua, adesso voi non lo vedete, ma ecco, adesso sì. 2 altre palloline le ha dette, Spalletti e Insigne, è mancato, diciamo così, il saluto tra Insigne e Spalletti, mentre Ospina veramente ai confini dell'area di rigore. Andiamo da Alessio De Giuseppe.
Sì, molto arrabbiato perché Insigne gli ha fatto capire che ancora ne avrebbe voluto. Spalletti gli ha detto sostanzialmente che avevamo bisogno in difesa e quindi di portare avanti Elmas e abbassare ovviamente Demme. Insigne non l'ha presa bene, te lo confermo, gli ha detto ne avevo ancora, mister, ne avevo. Sì, perché anche il primo cambio di giovedì è stato Insigne, no? L'aveva preservato per questa partita, però poi è normale che le partite vanno giocate, vissute, un allenatore legge quello che serve alla squadra. In questo momento serve Diego Demme che È uscito Insigne, è uscito, ragazzi. Ha giocato 2 minuti contro il Cagliari, Perché Demme? Per essere più coperti. Ginocchio è tornato proprio contro il Cagliari 2 minuti, oggi dentro in una partita Per essere più coperti. ed è un bel test anche per lui, dal punto di vista proprio fisico invece il Mistaro è, e l'abbiamo visto anche questo recupero. Sì, l'hai detto bene. Bello, ammissa per Politano. Scappa via ancora in quella zona di campo, Torreira va a prenderlo, poi si gira su Politano, altro dribbling di Torreira, e butta via la palla, rischiando un cartellino che al momento resta nella stazione di Sosa. Sì, ti dicevo che sì, è importante questo rientro perché è una partita viva, è una partita molto intensa, una partita veloce in questo momento, oltre che tattica, quindi entra proprio dove poi sa che si svolgerà il campionato, quindi vedremo come sarà. Altra accelerazione di Sotti che cambia passo. Grande Koulibaly! Muro difensivo, non si passa il muro difensivo, Kalidou senegalese, non si passa. Attacca Napoli con Elmas, questo è un attaccante esterno, Elmas, proprio di finte. Fallo! Messo per terra da Bonaventura, calcio di punizione, rischia anche Bonaventura, perché anche lui è un giallo super. Si vede la giocata di Elmas, ha sterzato 2 volte, quindi poi Milenkovic vedi si gira al contrario, perde il contatto con la palla, non riesce più ad accorciarlo, poi dopo lui per infilarsi tra i due Questo recupero di Koulibaly in precedenza, un Sotti che però si è già rialzato. Ramani ha scavalcato nelle gerarchie Manolas. Sì, merita di fare il titolare tutta la vita, visto le prestazioni e i gol che ci fa, che fa pure tanti gol. Lo stacco difensivo di Ramani, anche Manolas è dato di testa, ma difensivamente meglio Ramani. Grande Mario Rui, bravo, fa niente. Poi lancio centrale, palla recuperata da Fabiano Ruiz. Vai, bello. Fabiano. Centralmente da accelerare. Attenzione a Duncan. Inseguito da Missa. Chissà. Recupera. Duncan non ci sta. Il duello perché si sono rincorsi più volte. Mamma mia Politano, mamma mia Politano, mamma mia, grande Matteo, grande. Veramente con una facilità incredibile, grande accelerazione, passa la testa, parte con l'idea di far gol, si accentra sul suo piede con un po' più di lucidità. Secondo me aveva 2 compagni da poter servire in zona centrale. Grande giocata. Bonaventura, Torreira. Sì, ma non dà fiducia nemmeno a me, Ersiglia. Ma nemmeno a Rino, nemmeno a me, a nessuno dà fiducia. Meglio Ramani 10.000 volte. Con Koulibaly, coppia perfetta insieme. Proprio stanno perfetti insieme. Attenzione a Vlahovic, riparte la Fiorentina, ma c'era fallo là. Oh. Grande, mamma mia, Koulibaly, mamma Carmine, sono più forti. Vai al massimo. Bello. Posizione per adesso giocata regolare. Osimen si gira, Mamma mia, cerca una palla a rimorchio che non c'è. Demme e Fabian sul pallone. Demme largo. Mario Rui. Con una palleggiata in Napoli. Bravissimo Koulibaly, non è andato dietro. Mamma mia, Kalidou. Di Vlahovic che secondo me poteva giocare meglio quella palla con dei passala il Massi sta palla, cazzo, non può Maradona, passala la palla. Nico Gonzalez.
Mamma Di Lorenzo, grande Giovanni, mamma mia, fallo lì. Napolitano. Fabiano. Bello, che cambio di Fabiano. Politano. Fabian, anche Di Lorenzo andate dentro, lo gestisce Fabian. Benassi, Malè e Cocorin tra poco. Nella Fiorentina, questa mi sta un po' di stanchezza diffusa, allora interviene un tre cambi. Vediamo se cambierà qualcosa però a livello tattico. Sicuramente sta mettendo qualità con Benassi, con Malè, che è un giocatore che sa giocare bene la palla. Quindi sta Rachmani, Di Lorenzo, lungo Fabian, scontro con Martinez quarta, Fabian, poi Politano. Martinez quarta, Bodo Campo, Alessio Di Giuseppe. Bisogna anche per tranquillizzare i tifosi del Napoli sul clima interno. Dai, voglio 15 minuti Mertens, 10 minuti. Guarda. Facendo il vice di Spalletti, avete visto quello sguardo prima, era tutt'altro che passivo, da indicazioni ai suoi compagni ed è molto più sereno adesso. Nico Gonzalez, attaccato da Demme, in tandem con Politano. Ma Demme, ti voglio bene Demme. Per terra, come lo vedete, Quando si fotto tu sai, ti voglio bene Demme. capire le condizioni di Politano, a capire anche i cambi della Fiorentina. Qui come si è fatto male Politano? Aia, pure Politano. Tanti cambi. Ah. Fuori Odrio Sola e dentro Benassi che ha fatto anche il terzino. Quindi direi andare lì. Se andava in porta era gol quello di Politano. Se prendeva lo specchio era gol. Inizia quella di Malè. Alessandro ieri nell'allenamento si è fatto male, ma stavate parlando di Mertens? Perché Bonaventura non è felice Non è felice di uscire. Non lo so chi. Gulam, chi è? Ha un asso. Ha un asso. Passa 4, no? Due attaccanti. Insomma, adesso ci siamo. Sotto Voglio Mertens in campo, 10 minuti. ovviamente sotto il Voglio Ciro, il ritorno di Ciro. Attaccanti, ma lei vicino a Torreira, Nico Gonzalez forti sul sinistro, a sinistra per crossare per i due attaccanti, dall'altra parte in destro con Sottiere. Nico Coin vicino a Dusan Vlahovic. Perché con l'Inter era entrato insieme a Vlahovic, cercare anche di mettere in posizione due difensori centrali. Per un quarto d'ora fin qui, queste prime 6 Cocorin. Infatti lui è entrato male invece di minuti, ne gioca 74. Eccolo male. Torre. Nico Gonzalez. Sì, ma lei lo mette lì, non sono quelle le sue caratteristiche, però sa giocare a calcio e quindi alla fine è come se giocasse con il doppio centrocampista in fase di possesso per arrivare a destra e a sinistra. Adesso l'obiettivo è andare sull'esterno e crossare per i due attaccanti. Male, parlamentare con Macino. Di Lorenzo, va bene, il calcio d'angolo a rianimare anche il Franchi, lo sentite. Secondo me qui non è stato aiutato da Ospina a livello vocale, no? Poteva dirgli solo, poteva proteggerla e invece ha regalato un calcio d'angolo. Col sinistro di Biraghi a battere a 11 dalla fine. Ma anche Cocconi un saltatore in più. Cercato il pallone sul secondo palo, ma ne controlla, c'è la Sottacino. Koulibaly. Mamma mia, voglio attenzione, non caliamo la concentrazione, l'importanza. Sì, 3 punti sono fondamentali, ma vinci. Da prendere appena rimbalzato forte, piegato sulla gamba d'appoggio, la partita è molto bella. Anche perché poi sbucava una serva di Tante forte. grande, esatto. Sottila, Biraghi. Coinvolge Dorgowski. Milenkovic. Male Milenkovic. Cocorin. Quindi lui passa per la stellata, non si capisce come. Ma no, vai, lo stesso risultato dell'anno scorso, 2-1, un'altra volta. Ma che è? Due bistecche alla Fiorentina, ne sangue, ma ne ha fatto.
gennaio ho pagato 4 milioni e mezzo dallo Spartak, tra l'altro, squadra che ha portato il Napoli in Europa League, e un quarto d'ora in 2 partite distinte in questo campionato. Ospina, Fabiani, Vai, Anghissa. La lunga, troppo. Per un attimo sembrava desistere quasi allo scatto, perché ne ha fatti anche oggi. È stanco Vittor. Fa entrare 10 minuti Mertens. Secondo me il prossimo cambio potrebbe essere Petagna, no? Che tiene Petagna. a legare il gioco, Ancora non è pronto, fa salire la squadra. Anche qui manca di comunicazione, una parola in più, poi Grande Cudi. Mamma mia, Cudi Balena, una partita immensa, Calidu. Immenso Calidu. E la gestione di Osimhen personale, il comandante, meno, il comandante, però non entra Petagna, ma entra Dries Mertens. Stavo per l'alternativa poteva essere Mertens di altre caratteristiche, ma tanto qui Fabian esce dal pertugio con la palla in Napoli. Fabian grande Fabiani, grande partita. L'interno è vero che è andato forte sul contrasto, vorrei rivederlo, però aveva preso l'interno, la posizione l'aveva guadagnata per la Siona, non so se con un gomito, forse l'ha mandata in faccia appagato. Questo è il momento del contatto, tra poco quindi anche ingessato, sta zitto, sta. L'esordio stagionale, mentre abbiamo visto a vedere, diciamo, quello che gli è costato la manata. Anche Petagna, tra l'altro, sì, lui e Mertens. Eccolo Ciro Mertens, eccolo Ciro. Mi sembra anche Petagna, tutte e due potrebbero entrare. Esce Osimhen e sicuramente uscirà Insigne, è uscito. Esce Fabian Ruiz. Forse. Entra anche Petagna. Non va a cambiare il sistema adesso con Mertens sotto Petagna, non avrebbe senso. Ho visto un 8 sulla lavagna, ma potrebbe essere effettivamente Fabian a uscire. Mi confermo, sono Osimhen e Fabian a uscire, mentre Insigne parla con Manolas. Grande Napoli, sta per Trasici Ruz, insieme a Petagno. Attenzione ragazzi, siamo concentrati, la partita è nel primo, attenzione. Velocissimo, una freccia sottile, taglia anche Nico Gonzalez, vediamo come la gestisce sottile. Da Vlahovic, che è tutto mancino, Vlahovic è costretto a perdere un po' di spazio, è stato bravo Di Lorenzo, guarda prima la cattura con rinvio dal fondo. Ma fa mucca, va dicendo due cose molto la giocata di Sottile e il recupero di Politano da dare una mano a Di Lorenzo, la partita di Fabia che secondo me sbaglia dove nell'allargarsi, quella è una posizione che deve prendere, una traiettoria che deve prendere Nico Gonzalez, lui deve tagliare e invece obbligare il compagno a fare 30 metri di scatto, andare fuori dalla porta, invece se va a tagliare lui, porta via Rachmani e si crea lo spazio per Nico Gonzalez. Quindi è vero che magari poteva andare sul piede meno forte il destro, però libera lo spazio. Ecco i cambi, Osimhen oggi non ha timbrato, però si è procurato il rigore, i suoi scatti dentro questa partita ci sono stati, non era per il rigore. Ha cambiato la partita, perché se non va a guadagnare il calcio di rigore e non va a lottarlo a fare quella giocata a tagliare la corsa, possiamo parlare anche di un'altra gara, perché se il Napoli non la va a pareggiare nel primo tempo poi diventa tutto più complicato. Petagna e Mertens, freschezza lì davanti, comunque grande qualità. Male 84 a Franchi, 2-1 per la capolista. Comunque ha cambiato, 4-4-1, con Di Sa vicino a Demi e Mertens che fa il perno sotto Petagna. Guarda Torrega, non si è capito con Biraghi. Con calma Di Lorenzo, indietro da Ospina. Elmas contro Benassi, poi fuori. Milenkovic prova ad organizzarsi in questo finale alla Fiorentina, provando il salto il finale
Benassi sbaglia, grande Calidou, mamma mia, un aula è forte, Sì. Milenkovic per Nico Gonzalez che sai perché Pedro, fidati di me. Quindi lui prima da spungere sullo scarico vado ad aprire il gioco. Era già abbastanza Che è successo? questo cambio per Di Lorenzo. Petagna, fallo! Mertens e Malè, gol numero 14, fallo su Luis Mertens. È comunque interessante vederlo lì Mertens, no? Facendo riferimento perché può essere anche in generale, no? Per la stagione del Napoli in un 4-2-3-1 un ruolo dove l'alternativa a Zelinski in quel ruolo, che poi Zelinski si è fatto vedere che il ruolo è forte, masso, sa fare bene, si sa sporcare, fa gol. Lui ha quelle caratteristiche Fidelef, Aronica, Contini e Maldonado, sai che difesa in me. Mamma mia, ti ricordi che tempi, che difesa aveva e ora che difesa abbiamo ora in questo momento? Koulibaly, Rachmani, Manolas, Juan Jesus, vabbè. No. I due in banchina, insomma, però i titolari da incubo. Bravo Politano, bravo Politano. Un secondo tempo, dopo il gol subito del gol 1 ha fatto una grande reazione, ha messo 10 minuti dentro la propria area, ha battuto tante palle attive. Però deve diventare di più, secondo me. Qui se la prende un po' al pubblico di Firenze perché il Napoli ci sta mettendo tanta battere questo rinvio dal fondo con Ospina che andrà lungo. Rino, anch'io spero in un pareggio perché comunque è una partita pericolosa. Chiunque vince. Guardiamo il rugby femminile dopo. Mi cala Cicciotte, vincio scudetti, ma vincio scudetti. No, che cazzo sto dicendo voi? Non diciamo la parolaccia. Non diciamo le parolacce, però andiamo al primo posto. La navetta. Andiamo al primo posto. Adesso sono affiancati effettivamente col Corin e Vlahovic. Finita di Martinez quarta, Petagna non lo molla, Martinez quarta larga, Nico Gonzalez crossa. Vai Napoli, vai, fallo male. Attenzione a Kiss. Cross, altra scivolata di Politano, altra rimessa laterale, arrivano due palloni in campo e fa in fretta nella catapale del Franchi. Torrega, Benassi. 88, ultimo massimo sforzo della Fiorentina, sotto 2-1 contro la capolista Milenkovic. All'indietro, qualche brusio adesso con questo passaggio all'indietro. Brongoschi, testa che favorisce Benassi di sottile, poi Demme. Ragazzi, dai. Torreira, Nico Gonzalez di prima, fa girare Biraghi, fa entrare Maria Fiorentina in area, diventano 5 adesso. Bravo, Anghissà. Parecchio stanco, riparte Politano che invece ne ha, poi si ferma. Torreira, ultimo tocco di Politano, rimessa Fiorentina, se la prende Politano. Biraghi la batte veloce, Torreira. Si è detto che è un po' stanco Biraghi, ma ha sempre giocato ragazzi, non abbassiamo la guardia. Vai Napoli, continua aggressivo, morbidi le caviglie a questi bistecchini. Lo sentite? La Fiorentina attacca, vai giù. Sottilla. Sta attaccando sottiletta qua. Milenkovic, altissimo. 89esimo nostra, Biraghi fu. Grande Napoli. Grande Napoli. E quindi lo deve dare forte addosso. A questo punto gira ancora, va dall'altra parte. A destra hai due giocatori freschi perché ci sono Benassi e Sottile, quindi eschi. Ma che cazzo, è andata a vuoto, da zona. È andata a vuoto.
Nata volta si è bloccata, nata volta si è bloccata, ma nemmeno mi fai finire per la partita, buchi le mamma da usce, e la buchi le mamma da, che la grande accessa, i mamma da, perché non mi fai finire per la partita, da che la grande cessa, da che la grande cessa, Marucazzi è andato da zona, si è bloccata una volta. Hai fatto bene adesso perché pure a me si è bloccata una volta, mamma mia. Ah, per servizio da zona, quanto lo fa? Ma chi stanno io a fanculo loro e da zona devono andare a fanculo, ma siamo spiacenti una sega. Noi ti si paga e siamo spiacenti. A fa bocca a chi ti è morto, da zona. Ma chi ti è morto? Siamo spiacenti, siamo spiacenti. Che cazzo siamo spiacenti? Oh, e chi ti è morto? Si è bloccato. Si è bloccato tutti i santi. Ragazzi, come faccio per il finale? Non posso per il finale. Quando stiamo? 2-1 sempre. Dai. Ma ce la fa a farmi vedere un finale? Io voglio vedere un finale. Niente da fare, non me lo fa vedere. Già capite, eh? Successi cose. Mamma mia. Ragazzi, qua mi fa vedere un cazzo, non mi fa vedere. Non mi fa vedere un cazzo, non mi fa vedere. No, io sto guardando dall'app, voglio. Perché qua mi sono bloccato. Cartellino giallo per Diego Demme. Anche sta il pallone, poi Coccolino, vecchio pappavalla. Ah, fa bocca a chi è morto, mannaggia che sfiga, non ho visto un cazzo di mannaggia, invece niente, da puttana la mamma. Ma proprio, ma si lucesse, si proprio lucesse. Dimmi sempre. Come tu non c'è da zona, no? Niente, ma che cazzo? A me mi si è bloccato un po' più. Fancula. È finita 2-1, famo, però grazie per avermi fatto finire per la partita, stu pezzo e merda da zona. A te a fanculo qui è da zona, a chi ha creato, da zona e a chiunque. Chiupato, però non ce ne a fanculo, pezzo e merda.
Oh, grande Napoli, siamo di quando sì, non mi ricordo più, 6 per 3, 18, 21 punti. 21 punti in classifica, e primi in classifica, la fa Mook. Allora è da zona, la fa Mook. Vai, 2-1, grande Alessandro, grazie. Grande Napoli. E vai, Rino, grandissimo Andrea. Dio grazie, è finita, è finita, è finita. La fa Mook. E ci prendiamo un'altra volta il comando, meritatamente. Grande Napoli, 21 punti. Ragazzi, mancano 2 partite per sconfiggere praticamente, una per andare a pari punti con il record di Sarri e un'altra per battere il record di Sarri. Andiamo Napoli, e ora Panuozzo per festeggiare. Da zone come la Fiorentina fanno cagare tutte e due, veramente. Ragazzi, vi ringrazio a tutti quanti, ad Alessandro, a Michele, all'altro Alessandro, a Rino, ad Andrea, a Giada che è andata via, penso, a Ersilia, a Stefano, a Andrea Stefanelli, a tutti quanti, ragazzi, vi ringrazio, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima live, sempre e comunque, ragazzi, forza Napoli, andiamoci a ripigliare un primo posto, vai! Ciao, voglio forza Napoli, post video per la partita, forza